fare una storia a te che facevi una storia. Buongiorno, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi giro SWAT sezione FVG, sottosezione padri, futuri tali o presunti tali. Ci siamo trovati con un po' di ragazzi, facciamo un giretto a zona Cividale. Si va! La chiameremo così. Magari ti piace il nome. Ciao. Famiglia. Di qua, cazzo, ho capito dove siamo. Platiskis qua, un posto folle. Sì. Bellissimo. Andare anche più piano. Sicuramente non posso andare più forte. Sul plus. Partiamo da quello che sappiamo. Sul plus. Faccio 8 km comunque. Ciao. Con un litro? Beh, la tua sarebbe bene già. 6,5 dai. che scuse per scattare. Io di sicuro non vado a fare video. Vi faccio il video da dietro. Panza in dentro, bocca chiusa, testa in fuori. Madonna. Finalmente posso respirare. Madonna, ma la transumanza. Madonna. Eccola! L'ultima volta che ero venuto su per Taipan al bivio, Sì. ho tenuto la destra Ah, e scendi là in mezzo sì. alle ali. Sì, bello. Ma di qua è molto più dura. Non sapevo Bello. neanche di sta salita. Io credo di essere sceso di qua, ma non sono sicuro. Guarderò dopo bene la mappa. Andiamo via così, Benon a passeggio. E via col telefono. Sicuro. E di un'intelligenza devia. Per far ridere bisogna essere intelligenti, eh. Pensavo che foste dietro. Mi sono fermato a far pipì, vi ho chiamato alla radio, non si è fermato nessuno, vergognata, solo lui.
quasi alla fine della prima salita, dovrebbero essere circa 600 metri di dislivello. Queste sono strade che ho già fatto, sicuramente credo di aver fatto questa strada al contrario, ma poi andrò a guardarmi bene la mappa e il giro su Strava. Come sempre il giro è in descrizione. Ah, questa invece non l'ho mai fatta, ci sono passato diverse volte e non ho mai avuto il coraggio di girare, quindi oggi proviamo. No, poi peggiora. Pensavo che migliorasse magari dopo un po'. Può peggiorare. Però poi quando arrivi a fondo ma la pendenza. Questa era niente da Asfalto abbastanza disastrato, però almeno è così tutta in ombra. Oh, andata. Sì. in discesa sarà adorabile. Wow, sì, vero.
buona. Sono tutti? Forse rilanciare a 280 watt quando eravamo già a 40 all'ora non è stata una grande idea. Ne abbiamo perso uno. Andiamo via qua. Andiamo via. Sono andato già in difficoltà. Non l'ho visto? Ma andavo via a 280. Faccio come Remco, vado a far polemica davanti. Vai, vai. Simon! Castelmonte? Adesso non mi tiene sulla gomma. Anche adesso Niente, non mi tiene la gomma. Scuse. Scusa, sì, quello. 85 con 1000, 3 ore e 13, giro archiviato. Adesso vado a rompere un po' le palle al Debbia. Chiudo così il video del giro SWAT sezione FVG, sottosezione padri, futuri padri o presunti tali. Siamo scappati tutti a casa appunto in quanto padri, futuri padri o presunti tali, e quindi la chiusura del video la faccio così, in verticale in macchina. E no, mi sono divertito, bello girare in compagnia con i ragazzi della squadra. Avrei voluto sicuramente fare un giro un po' più lungo e sicuramente più tirato, ma in questo periodo proprio non ce n'è, quindi si passeggia, si porta a spasso il carbonio e si va in compagnia. In ogni caso c'è la traccia del giro come sempre in descrizione. Giro bello, a parte la salita e la discesa dopo Sella Sant'Antonio, scendendo, andando a sinistra sul ponte, sul confine con la Slovenia, arrivando a Caporetto. Adesso non mi ricordo come si chiama quella strada lì, ma se guardate la traccia lo capirete. Quella seconda salita lì, l'asfalto veramente disastrato, e anche in discesa era un po' meno disastrato ma tutto rattoppato, e quindi mille vibrazioni. Avrò guardato giù pensando che mi si svitasse tutta la bici almeno 10 volte.
quindi quello proprio non il top, però veramente è un bel giro, anche poco traffico, alla fine faceva caldo ma si poteva fare. Follia totale, Simon che è partito da Doberdò per venire a Cividale a fare il giro con noi e adesso torna a casa, assurdo. Volevo proporgli un passaggio in macchina ma è andato via dritto. Forse lo rincontrerò per strada, magari gli urlo per la macchina. No, dai, bello, mi sono divertito e tocca allenarsi. La bici è uno sport così, bisogna allenarsi e si perde tutto anche con pochi giorni di stop, o come me, se quando mi fermo mi viene la febbre è inevitabile che va tutto a quel paese. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ma follia! Ciao!